Governo al primo atto. Nella squadra del Conte bis, ironia della sorte, i nomi dei ministri sembrano strappati a un copione di satira politica. Per la salute ci vuole speranza, buona fede nella giustizia, alla tutela del mare ovviamente costa. E l'autonomia? Boccia. Sì, Francesco Boccia, di nome e di fatto, visto che subito ha bocciato l'autonomia per cui si è battuta la Lega di Luca Zaia, riprendendo il ritornello dell'ex ministro per il Sud Barbara Lezzi, che ha sempre frenato la riforma considerandola uno spacca Italia che avrebbe aumentato la distanza tra ricchi e poveri, tra nord e sud. Noi viviamo in un paese che ha bisogno di far sì che tutti si tengano per mano. Le disuguaglianze dobbiamo colmarle e lo possiamo fare aiutandoci. Aiuti, solidarietà, belle parole che però in politichese significano addio all'autonomia delle responsabilità e il modello della riforma non è più il Veneto ma l'Emilia Romagna. Io penso che mai come in questo momento si debba ripartire da quel punto di contatto che era già stato trovato dal Presidente Conte e dal Presidente Bonaccini dell'Emilia Romagna. Insomma, il nuovo ministro Dem mette una pietra tombale sopra la bozza firmata da Erika Stefani e già boccia il modello veneto di autonomia. La richiesta di autonomia la facciamo in base a quello che c'è scritto in Costituzione, finiamola. Questo è tutto riscaldamento a bordo campo e perdita di tempo. Entriamo nella partita. La Costituzione dice che una regione può chiedere fino a 23 materie. Allora, siccome la proposta del Veneto non l'ho scritta io, ma l'ha scritta il professor Bertolissi, ordinario di diritto costituzionale, l'ha scritta il professor Giovannardi, che è tributarista e fiscalista, sempre universitario, il professor Stevanato, tributarista e fiscalista, il professor Pola, altro esperto di costi standard, Università di Ferrara, e poi, non ultimo, il professor Antonini, che oggi è addirittura giudice della Corte Costituzionale. Dico, se questi non capiscono nulla è meglio che allora ci rivediamo tutto il modello in Italia. Boccia ha capito tutto e questi non hanno capito nulla. Poi io sono stanco di questi discorsi. Scrivano nero su bianco cosa vogliono proporsi, poi gli italiani, i cittadini, i veneti valuteranno.